Eccoci qua. Eccoci qua. Al momento siamo 2-1. Io ve lo dico, il primo tempo l'ho seguito, cioè la partita la sto vedendo, il primo tempo l'ho seguito, ma eh, è come se non la partita in realtà non mi avesse minimamente trasportato, tant'è che non mi sono nemmeno incazzato per il gol del 2-0, il gol del 2-1, non stavo nemmeno guardando la partita in quel momento perché per penso un quarto d'ora buono, cioè da quando è cominciato il secondo tempo fino al gol, non avevo anche smesso di seguirla, mi stavo un po' facendo gli affari miei sul telefono, non ho sentito trasporto per questa partita. Non saprei bene come spiegarlo. Non so se magari sono stato l'unico, o so anche voi avete avuto questa sensazione, o sono l'unico che magari va in base al trasporto emotivo, perché non sempre le partite del Cagliari possono avere un trasporto. Bisogna anche sapere questo, cioè perlomeno per me. Tanto adesso sta entrando Teo Hernandez e magari qui mettiamo un attimo il volume un po' più basso. Una partita, ragazzi, sì, per carità, giocavamo contro il Milan, ma cioè, a meno di grandi stravolgimenti, male, ma male male. Ma aiutatemi a di male. Non mi sono piaciuti per niente. Poi, tra l'altro, mamma mia, sta luce mi sta. Oh, è un video un po' buio, sì. Però almeno non divento cieco. E già è una cosa in più. È una partita veramente noiosa. Cioè, io la sto percependo veramente come noiosa. La sto facendo fatica a seguirla perché purtroppo sono arrivato in un momento in cui, a prescindere, che è una farfalla, ok, a prescindere da tutto, che sia positivo o negativo, voglio arrivare subito all'esito finale. Perché questo diventa un supplizio. Poi in realtà è bello perché io accuso la maggior parte delle volte sempre le stesse partite. E una di quelle è quelle col Milan. Faccio sempre fatica a guardarle. Non lo so perché. Però c'ho sta cosa. Faccio fatica a guardarle. Tant'è che mi viene da sbadigliare. Non vorrei. Però mi viene da sbadigliare. E io in realtà non è che abbia tantissimo da dire. Ripeto, nel primo tempo, per quello che abbiamo fatto, ci stava anche andando bene, con tutto che il Milan nel concreto non si è mai reso troppo pericoloso. Era una presenza costante là davanti, però di occasioni clamorose e nitide non ne conto poi tantissime, ecco. Però è pur sempre il Milan e è il modo di giocare del Milan che a noi ci frega. Perdonatemi, ragazzi, c'ho i postumi della partita, sicuramente anche della stanchezza. È quello che secondo me ha fatto e fa la differenza in questa partita, perché è, nonostante lo dica da avversario, è divertente in certi momenti di partita vedere giocare il Milan, perché comunque la, la forza della loro rosa gli permette di fare delle cose che loro potrebbero dare per scontato, ma che scontate per noi non sono, tipo la velocità nei passaggi, la sicurezza di fare un passaggio
sapendo che comunque c'è un compagno, quindi passarlo in una zona di campo che chi passa la palla non vede o non sa chi c'è, però va tranquillo perché c'è il compagno. Poi io sono, devo ammettere, non lo conoscevo, cioè l'ho visto quest'anno per la prima volta e sono calcisticamente innamorato di Reinders, giocatore eccezionale, veramente eccezionale come giocatore. Tra l'altro mi sembra di vedere tutti gli stessi interpreti del primo tempo. Non abbiamo ancora fatto cambi. Siamo al 71esimo. E faremo cambi? Boh. Spero di sì. Spero vivamente di sì. Anche perché, insomma, là davanti deficitiamo un po'. Purtroppo l'assenza di Gaetano è un'assenza importante, però non è di certo che stiamo perdendo per colpa di Gaetano che si è fatto espellere. Tanto qui, rischiamo di farsi il 3-1 noi. Io veramente non lo so se davvero sono l'unico che c'ha sta cosa, ma sono arrivato al punto che sia salvezza o retrocessione voglio che finisca questo campionato perché, scusate, minchia che Saracca che ha tirato. Oh, tempo de dillo, Reinders. Che Saracca che ha tirato. No, è eccezionale sto giocatore. È veramente eccezionale. E penso che a sto punto il numero che porti sulle spalle non sia nemmeno un caso. Guarda che cazzo di Saracca che ha tirato. Vabbè, si vedeva che sta partita non l'avremmo vinta. Si vedeva proprio da lontano. Non ho visto mordente, non ho visto niente. A discapito di tutto quello che viene detto, è una squadra che si è palesemente adagiata. Palesemente. E non va bene così. Non va decisamente bene. Ma perché Cristo deve entrare Azzi? Ma perché Cristo deve entrare Azzi? Esce De Iola, entra Oristagno. E fila lì. Pure pure. Perdonate i sbadigli, raga, ma esce Nandez, entra Azzi. Io devo capire che abbiamo fatto di male per fare entrare Azzi. Per vedere Azzi in campo. E esce Dossena e entra Oristagno. Vabbè, tanto sì, sul 3-1 c'hai effettivamente poco o niente da difendere, quindi... Boh, tra l'altro posso dire carina, simpatica sta cosa dei nomi, dei cognomi delle madri. Simpatica. Cioè, perlomeno a me è una cosa che è piaciuta. Molto, molto carina. E niente, adesso siamo 3-1, madonna mia. E facciamo così, visto che non ho tantissimo da dire, io intanto qua blocco e per voi sarà subito. Noi ci rivediamo, cioè io più o meno ricomincerò a registrare. Siamo adesso al 75esimo. Se ci sarà un elemento degno di nota da citare, di cui parlare, oppure direttamente
verso l'85esimo, 90esimo, per fare il riassunto finale. Quindi per voi sarà mezzo secondo, per me sarà un po', quindi a fra poco. C'è di tutto, di tutto. Cioè, mo vabbè, non è... Porello non è colpa di Bennassere e tutto quanto, però a lui la palla gli è entrata tranquillamente, ci proviamo noi, palo, traversa, giocatori. Mamma mia. Questa è Zella, eh. Questa è Zella. Questa è palesemente Zella. Bah, bah, bah. Vabbè, non penso che anche comunque si riuscisse a fare il 3-2 si possa poi andarla a pareggiare. Quindi sapete questo cosa significa? Che dobbiamo sperare che l'Udinese perda e che il Sassuolo perda e noi la salvezza ce la conquistiamo la prossima settimana. Ovviamente ormai era altamente pronosticabile questo esito, quindi vi confermo la cosa di prima. Se ci sarà un'altra occasione importante o qualcosa da dire, ritornerò, altrimenti ci vediamo verso l'85esimo, che comunque è tra 5 minuti. 4-1. Io penso che ci sia veramente poco altro da dire. Ci sia veramente poco altro da dire. Tempo di accendere la luce e mettermi un attimo proprio comodo con la sedia. E Leao ha messo la quarta ed è partito e è finita come è finita. Vediamo se la posizione è regolare, ma penso di sì. Non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo. E... Va bene così. Va bene così. Va bene così. Famo che va bene così. Cioè, diciamola così. Sappiamo qual è il senso reale. E basta. Basta. Basta perché cioè, perdere perdere sì, ma c'è un limite a tutto. Tra l'altro 4 giocatori, cioè 4 gol, 4 marcatori diversi. Mamma mia. Mamma mia, non che mi aspettassi di vincere, ci mancherebbe. Però vabbè, era palese. Guarda, mo arriva al quinto, eh. Guarda come arriva al quinto. Ecco, si è salvato, Scuffè. E era ovvio, era palese che il Milan si risollevasse contro di noi, ma era scontato. Era veramente tanto tanto scontato. E vabbè, speriamo che almeno la prossima, che è quella più importante, non la doppiamo. E dobbiamo sperare pure che nel mentre quelle sotto di noi sbaglino. Quindi, come sempre, come sempre, come vi avevo anche detto in video precedenti, la salvezza del Cagliari passa più su quello che fanno gli altri piuttosto che sul Cagliari in sé. E direi che basta così. Ci vediamo domani. Belli regà.